è ora di dire basta e ribellarsi a questo sistema marcio italiano. Giornata di sciopero in Friuli Venezia Giulia per i metalmeccanici con manifestazioni in diverse città della regione. A Pordenone centinaia di lavoratori sono scesi in piazza sfilando dal piazzale della prefettura fino alla loggia del municipio al grido di contratto, contratto per sollecitare la riapertura della trattativa sul contratto collettivo nazionale. Noi abbiamo un'inflazione galoppante che ormai non ci dà più tregua. Una volta si diceva le famiglie non arrivano a fine mese, le famiglie non arrivano a metà mese. Siamo in una situazione drammatica, abbiamo il settore elettrodomestico che è in crisi, abbiamo l'automotive che è fermo, dobbiamo trovare dei tavoli di trattativa che ci permettano di proseguire e di avere delle sicurezze sul mercato. Noi siamo senza un tavolo, è impensabile che la Federmeccanica può andare e non rinnovare il contratto per la sua strada, noi non ci fermeremo. La protesta si è caricata di ulteriore tensione e dolore dopo la recente tragedia sul lavoro che ha colpito il settore. La mobilitazione arriva infatti pochi giorni dopo la morte di Daniel Taffa, giovane operaio di 22 anni, deceduto alla STM di Maniago dopo essere stato colpito da una scheggia incandescente durante il turno in fabbrica. Ci rendiamo conto che noi siamo a zero, ragazzi. Noi abbiamo dei problemi sulla sicurezza che è metà bassa. Metà bassa, non è giusto che un giovane in tenera età debba morire sul posto di lavoro, è una cosa che mi commuove, guardi, proprio è una cosa che io non lo so, è inaccettabile una cosa del genere. Quindi quando si entra in un posto di lavoro è essenziale rispettare la valutazione dei rischi sul posto di lavoro e lì è l'azienda che deve anche collaborare a livello con il sindacato, con la RSU, con l'LRS, collaborare per migliorare tutti i fattori di rischio e evitare che qualunque incidente si produca. Abbiamo diritto che i nostri ragazzi tornino a casa dopo una giornata di lavoro, non possiamo più tollerare che i ragazzi vadano al lavoro e non tornino più a casa. Quello che è successo a Maniago mi crea una tristezza nel cuore che da uomo, da lavoratore, da padre, e non mi metto nei panni delle madri, perché è una cosa che secondo me è inconcepibile, non è possibile, non si può più andare avanti così.